Buonasera, ben ritrovati con noi come preannunciato l'onorevole Maurizio Painz, che saluto per la prima volta in questa fascia oraria. Benvenuto. Alcune notizie. Un argomento toccato ieri con Ruggero che mi viene riproposto quest'oggi è il gioco. È giusto che lo Stato inviti il cittadino a giocare? Se lo invita a giocare il giusto, secondo me fa bene, ma il giusto, non l'eccesso. Come tutte le cose, in eccesso creano dei danni. È giusto che il cittadino, non so, riceva la pubblicità delle bevande alcoliche. Perché dovrebbe vietare la pubblicità del vino o delle bevande alcoliche? Evidentemente no, però se le bevande alcoliche sono prese in eccesso rappresentano un danno. Il gioco può essere uno svago, può essere un'opportunità se gestito in maniera giusta, se invece in eccesso porta dei danni evidentemente.